Maurizio Cucchi, lei ha avuto l'intuizione, come ha detto, di laurearsi su Andrea Zanzotto. Qual è stato il rapporto con l'autore e i ricordi che ha anche personali del poeta Pirigino? Beh, intanto ho pensato di laurearmi su di lui perché ho letto le sue poesie. Mi sono laureato nel 71 e quindi ho cominciato a pensarci l'anno prima, almeno un anno prima. Avevo letto La Beltà, ne ero rimasto fortemente impressionato, perché sennò non mi sarei avventurato in un'impresa che poi per l'accademia di allora non era poi tanto ovvia, anzi non lo era per niente. E quindi ho avuto il piacere di far questo e l'ulteriore piacere successivo di tornare alle sue opere anche precedenti, oltre che a quelle successive, e vederne un po' la straordinaria vitalità, la molteplicità del poeta stesso, che è veramente quasi incredibile. E con la persona mi sono trovato sempre bene, siamo stati, credo proprio di poter dire, amici, con tutto il rispetto e la devozione da parte mia, però ci trovavamo molto bene, anche perché Andrea, come tutti i grandi, era un uomo che non si dava arie, non si dava importanza, e questo è tipico dei più grandi. Ci saranno anche delle eccezioni, ma io in quei grandi che ho conosciuto, e data la mia età, ho avuto la fortuna di conoscerli. Lui era normalissimo, era come un amico più vecchio di me, che io naturalmente, lui sapeva che lo ammiravo, ma che non aveva la minima spocchia, e poi che continuava a produrre meraviglie che io naturalmente ogni volta leggevo con grande piacere. Una poesia destinata a rimanere indelebile, a differenza degli autori o comunque di alcuni autori di oggi. Secondo lei a che punto siamo oggi con la poesia moderna? Cioè la poesia di oggi può avere dei risultati alti e straordinari, bisognerebbe però che ci fosse una maggiore attenzione critica, come si diceva anche questa sera, perché sennò si rischia di far prevalere soltanto quelli che si fanno vedere di più. E questa non è una buona regola letteraria, però è chiaro che al momento in cui in un anno escono innumerevoli libri, come si fa? Ho letto che al premio Strega Poesia hanno concorso 170 autori, ma è inverosimile. Sicuramente tra questi 170 e anche tra quelli che non sono entrati nei 12 c'è qualcosa di buono, ma come fa uno che li vede tutti a distinguere? E di conseguenza, come mi è capitato di dire questa sera, occorre un confronto sui materiali, una modestia, un'umiltà da parte di chi scrive, perché qualcuno dice scrivo per rappresentare me stesso, ma per carità, la scrittura poetica e non solo, anche narrativa, è un'arte, e di conseguenza bisogna sapere come utilizzare gli strumenti di cui servirsi. Quindi bisogna approfondire, amare. Cioè, io mi sono messo a scrivere perché lo scopo della mia vita era la letteratura. Io ho amato la letteratura sopra ogni cosa. Dirò una cosa che non è esemplare per i giovani, e cioè a 16 anni a me capitava di marinare la scuola per andare a leggere Kafka in biblioteca. E ero felicissimo. Ripeto, non è una cosa da fare. Non invito nessuno a marinare la scuola, però io quando avevo 2 soldi compravo la fiera letteraria, e tra l'altro esistevano riviste letterarie cartacee di altissimo livello, basti pensare a Nuovi Argomenti, a Paragone, gestite da persone di alta cultura, di alto livello letterario. Oggi non ci sono più, purtroppo c'è una sostituzione, una surrogazione, i social, tutto questo di internet purtroppo fanno proliferare chi da solo si autoproclama poeta. E no, calma. Io quando ho fatto le mie prime poesie, io ci credevo, volevo che fossero quelli che se ne intendono a dirmi che era vero. Diversamente, perché ognuno si crede un fenomeno per conto, no, non va bene. Tra l'altro la scrittura comunque è un atto sociale, non è che uno scrive per se stesso come credono i fessi, nel senso che se io scrivo ho un destinatario, questo destinatario può essere uno o innumerevoli, però non è fatto, se no diventa un atto in cui io mi rispecchio, e non è questa l'arte.
l'arte è qualcosa che si dà, che ha un valore anche sociale. Poi, ripeto, può essere un valore sociale per una minoranza minima oppure per una maggioranza, però questo è un altro discorso. L'importante è che uno abbia la consapevolezza che è un'attività che richiede una modestia di partenza, un'umiltà di partenza e sapere che prima si parte con la bottega e poi dopo si può arrivare a Caravaggio.